E siamo arrivati al 2020, giro di boa per questa stagione calcistica della Sassari Calcio Latte Dolce e siamo venuti a trovare nel suo eremo, visto che insomma lui lavora tantissimo, il presidente Roberto Fresu. Riparte la stagione, quindi rinizia il campionato con questo girone di ritorno, subito la stracittadina, bilancio di questa metà della annata che vede alla fine la squadra della Sassari Calcio Latte Dolce in piena zona playoff. Ma un bilancio più che positivo, siamo partiti insomma, per fare un campionato più o meno in linea di quello dell'anno scorso, ci stiamo ritrovando nelle zone nobili dell'alta classifica, ci siamo meritatamente anche insieme all'altra squadra di Sassari. E niente, inizia il campionato, 17 partite, iniziamo subito domenica con la Torres dove sarà un buon test perché è una partita completamente diversa dal solito, per cui siamo fiduciosi nel lavoro che stanno facendo i ragazzi, il mister, e speriamo insomma in una bella partita questa domenica subito con la Torres. Presidente, parliamo anche di quelle che sono le location che devono ospitare intanto questa gara, ma poi soprattutto tutto il resto della stagione. Si parla del Vannissanna, però è sotto gli occhi di tutti, insomma, che ci sono grosse problematiche dal punto di vista proprio logistico. C'è qualcosa che è in itinere, qualcosa che voi come società state cercando, ricercando per migliorare anche quello che poi alla fine è l'accoglimento in primis degli spettatori, ma poi soprattutto la tranquillità, insomma, delle società che investono tanto. Beh, indubbiamente questo è il tasto dolente perché dall'anno scorso a oggi la struttura ha peggiorato notevolmente, sia la nostra squadra così anche come la Torres, che sono due squadre tecniche, in questa occasione non sono agevolate, è evidente sotto l'occhio di tutti, cioè tu vai fuori, riesci a fare delle buone partite, torni al Vannissanna e il controllo della palla è veramente difficoltoso. Penso che questo sia uno dei problemi che l'amministrazione comunale si dovrà porre, perché è impensabile ospitare partite di un certo livello in una struttura che necessita di essere rivista completamente. 2020 quindi anno nuovo, si parte subito, lancia in resta. Presidente, il sogno nel cassetto? Ma il sogno del cassetto è di ripetere la stagione dell'anno scorso, anche perché pensare oltre, quando poi non hai una struttura idonea che possa ospitare incontri di Lega Pro, viene in salita un po' per tutti, sia per noi che per gli altri nostri cugini sassaresi. Per cui l'auspicio è quello di sedersi con l'amministrazione e ragionare per il futuro dello sport del calcio a Sassari, se vogliamo ottenere dei buoni risultati, perché sennò siamo costretti a rimanere sempre in questi campionati minori.